La Regione ha avuto l'umiltà di dire parliamoci, rivediamo la cosa e riflettiamo. Il Fondo dei Comuni di Confine non è un bancomat, l'ha capito la Regione Veneto che stamattina attraverso il suo segretario generale della programmazione Maurizio Gasperini ha sostanzialmente fatto dietro fronte sulla previsione del ricorso alle risorse del fondo per garantire la continuità della pista da bob nel post Olimpiadi, riportato nello schema di accordo di programma per la gestione della legacy dell'impianto Eugenio Monti, quella che per intenderci fa perdere il sonno al sindaco di Cortina. 1,5 milioni per 30 anni i costi finora ipotizzati ma mai certificati nel piano industriale che Simico deve ancora presentare. È la sintesi di tutta la questione, infatti quando abbiamo sentito che mancava tutto questo preambolo ci siamo guardati in faccia e hanno detto: ma di cosa stiamo parlando? Perché di cosa stiamo parlando? Se non abbiamo neanche i numeri. I sindaci convocati questa mattina a Palazzo Piloni in una riunione a porte chiuse dal presidente del fondo Dario Bonda si sono guardati in faccia e tutti, eccetto gli assenti, Lozzo, Rivamonte, Roccapietore, San Nicolò, San Tommaso e Vallada, hanno confermato la loro netta contrarietà all'utilizzo del fondo per pagare i costi della pista da bob, tanto più che il comune di Cortina sarebbe in grado di provvedervi in totale autonomia. I sindaci sono stati bravi. Non hanno insultato nessuno, non hanno attaccato nessuno, a bassa voce, hanno elencato tutti i problemi che hanno e hanno fatto osservare che se si deve tirare fuori qualcosa in termini di spesa corrente, cioè soldi di pronta cassa, non c'è solo il bob, ma ci sono anche gli studenti, i servizi sociali, la sanità, le famiglie che cominciano ad avere dei grossi problemi. Non è nostra intenzione lasciare sola Cortina, che ha un valore aggiunto, ma nemmeno firmare un assegno in bianco, ha detto il presidente della provincia Roberto Padrin, che ha ribadito qual è l'ambito di competenza dell'amministrazione provinciale nella partita olimpica. Cortina, io sono convinto che ce la possa fare anche autonomamente, attraverso degli investimenti che sono stati fatti nella Skyline e in altri investimenti che lo Stato ha fatto proprio in chiave olimpica. Ma noi siamo qua per capire, soprattutto dopo l'approvazione e la bollinatura del piano industriale, quali strade si possono perseguire. A settembre, forse ottobre, non si sa, il piano industriale di Simico metterà nero su bianco i costi effettivi che potrebbero essere nettamente inferiori rispetto a quelli riferiti al vecchio impianto. Incassata la disponibilità della Regione probabilmente a emendare lo schema dell'accordo di programma, resta un unico cruccio sul futuro dei fondi che allo Stato non possono essere utilizzati per la spesa corrente. Il presidente Bonda è convinto che in qualche cassetto della Regione ci sia una bozza per la modifica dell'intesa sottoscritta dai membri del comitato di gestione e lo si sa benissimo, se si va in Parlamento si rischia grosso.